Eder, Mech, Pallister. E noi pensiamo, con dati di sostegno importanti che vengono dalla botanica e dalla zoologia, che sicuramente Lilly, con una data di morte al 14, non è stata in quel boschetto. Allora dove è stata? A saperlo ovviamente, però pensiamo assolutamente possibile il fatto che quel territorio, siamo in Friuli, siamo a dicembre, è ricco di cavità, di anfratti naturali. Ci sono le famose doline, quelle carsiche, che venivano utilizzate, queste cavità addirittura nella Grande Guerra, per conservare il cibo, con escursioni termiche importanti. Noi pensiamo ad un raffreddamento naturale. Io non ho la necessità di dire chi è stato. Innanzitutto capiamo come è morta Lilly, perché questo è fondamentale. Chi è stato poi si vedrà dopo, perché sicuramente poi questo sarà un problema che ci poniamo. Io mi auguro che possa dimostrarlo, perché noi non vogliamo sceglierci nessuno, sicuramente non lo possiamo fare, ma non lo vogliamo fare. È un dolore che comunque ha colpito tutti, certamente i familiari, gli amici, certamente anch'io. I familiari sono tutti dalla parte di Sterpin. Beh, questo è una cosa che comunque è risaputa. A me mi hanno isolato un po' tutti, ma comunque non ho problemi. Cioè, io ho vissuto per conto mio quel giorno lì. Non ho voluto essere lì assieme agli altri. Ho voluto vivere per conto mio. Ho vissuto quel giorno lì con un estremo dolore e certamente la mia speranza è proprio questa, con l'aiuto dei tecnici, anche degli avvocati, per carità. Quindi anche con l'aiuto di Nicodemo? Ma certamente sì, io non ho niente contro di lui. Bisogna restare un po' su quelle che sono le cose che emergono e che verranno fuori. Questa è la mia speranza. Nel 2017 ho conosciuto il signor Vicentini e la signora Liliana. Hanno cominciato a venire nella nostra struttura sempre più spesso. Negli anni successivi sono delle piccole strutture ricettive che gestiamo io e i miei figli. E quindi subito, proprio dalla prima volta che sono arrivati nella nostra struttura, è nato un grande rapporto di amicizia. Non parlo di Sebastiano e di Liliana proprio come i clienti che passano o vanno, erano proprio amici di famiglia. Allora, prima di arrivare al punto cosa si è rotto, nel metà dell'anno 2021, io ho notato che tra Sebastiano e Liliana non era più quel rapporto che vedevo negli anni precedenti, perché comunque vedevo una coppia normale, anche se notavo che Sebastiano magari faceva qualche osservazione a Lilly, ma non era niente di pesante, niente di magari uno che vuole avere decidere lui cosa la moglie deve fare la colazione, dolce o salato, ma stupidaggini. Nel 2021 succede un fatto molto strano. Loro arrivano una giornata in macchina. Appena scesi dall'auto, io notai subito dal volto del Sebastiano che era arrabbiatissimo, era proprio Bordeaux in faccia, molto arrabbiato. Gli dice Liliana di prendere gli zaini e di portarli in camera. Lily si ferma a parlare con me, mi chiede come sta mia figlia, del bambino. Subito dopo, ma si sarà fermata 2 o 3 minuti, non di più, lui si gira verso di lei, prendendo uno di 2 zaini che appena tolto dalla macchina e gliel'ha lanciato avanti i suoi piedi. Sul volto di Lily le veniva quasi da piangere. Non ha pianto, si è trattenuta, però aveva gli occhi pieni di lacrime. Le ho chiesto se aveva bisogno dell'aiuto, mi ha detto di no. Quel stesso pomeriggio li ho sentiti discutere, ero sotto che dovevo stendere la roba. Subito dopo sono andata dietro la casa perché io non sto lì a sentire cosa parlano i miei clienti e non so né di cosa hanno discusso né niente. Poi successivamente sono stati gli altri episodi. Per esempio un episodio in cui Liliana mi ha chiesto, non in quell'occasione quando gli ha lanciato il zaino, Liliana mi aveva chiesto che la prossima volta quando Sebastiano chiamava
per avere la camera, di dargli la camera con i letti separati, in cui io gli ho detto a Liliana no, perché conoscendo Sebastiano si arrabbia. Lei mi ha detto no, proprio mi ha preso per la mano e mi ha portato nella stanza e mi ha detto per favore fallo per me, io non lo sopporto più. Sebastiano esce del bagno, vede che io e Lili stiamo parlando e subito, cosa state parlando di me? Comincia a rimproverare Lili. Lili si gira verso di lui e gli dice guarda Sebastiano quello specchio, che era uno specchio lavorato da una ragazza lì del paese molto particolare, e gli dice che stiamo parlando di questa roba, di questo specchio particolare. Quindi il discorso finisce lì. Successivamente un'altra volta vengano, Sebastiano mi chiama, io gli do la camera con i letti separati come richiesto da Lili, dicendogli che non avevo la camera matrimoniale. Lui indomani mattina si accorge che tutte le chiavi erano appese delle altre stanze, quindi si è accorto che io avevo tutte le camere libere e non gliel'ho dato e mi è subito rimproverato. Io quello che dico qua è la verità, non ho un motivo di dire le bugie. Sono qua di accusare Sebastiano. Guarda, sono punti di vista di ognuno di noi. Io certamente non ho niente da nascondere, certe cose magari sono state viste e interpretate, l'hai buttato lo zaino. interpretate in un'altra. Se mi lasci parlare, Jasmina, per carità, io ho sempre avuto stima della tua famiglia, noi siamo sempre venuti lì e quello che tu stai dicendo adesso sono cose che comunque mi colpiscono, mi feriscono. Certamente ci sarebbe da parlare per ore di queste cose qua, perché noi venivamo lì e la cosa del zaino potrei anche dirti cosa è successo in realtà, forse tu hai visto delle cose, non era la macchina fotografica dentro. Allora, se mi lascia parlare. Allora, io avevo fatto un'osservazione a Liliana perché al suo tempo avevamo questa macchina che si chiama Cubo e le biciclette dovevamo metterle lì perché era piccole. E il zainetto, gli dicevo a Liliana, non metterlo dalla parte di là, che come apri il sportellone può cadere. È quello che è successo. Io mi sono un po' arrabbiato con Liliana e gli ho detto guarda, ma no, sono discussioni così. Però Liliana voleva la stanza singola. Questo è un'altra cosa che comunque non condivido, perché lei a un certo punto mi fa Sebastiano, c'ho solo una stanza con 2 letti separate. Liliana fa, ma cosa vuoi, che problemi ci possono essere? Ecco, è tutto qua. Dopo se va avanti con i discorsi possiamo anche parlare. No, perché hanno dormito ha una volta raccontato, nella anche se non è camera stata mai separata, sentita. ma ben tante volte. No, di cosa volevi parlare? Posso parlare con lei? Sì. Allora, parliamo della macchina, che ti ho chiesto che avevo la macchina bloccata. Certo. Allora io posso portare qua il meccanico, questa macchina qua per anni aveva questo difetto, ogni tanto non prendeva in moto. Puoi ritornare dall'inizio? Allora, no, scusami Sebastiano. Questi eventi purtroppo la variabilità la fa da padrona nell'ambiente, la fa da padrona nelle risposte anche personali del proprio fisico, per cui puntare a qualche cosa di assoluto diventa veramente difficile. D'altra parte il lavoro che ha presentato la collega è veramente molto interessante, la dottoressa Giusti, è molto interessante, però anche questo ci starebbe per certi versi con le condizioni in cui è stata trovata Liliana, perché andava a risolversi la rigidità dopo 28 giorni, sono passati 20 giorni e infatti si stava risolvendo. Poi che ci dice che era 4 gradi, ma l'humus a quale temperatura poi effettivamente corrispondeva, tanto da magari variare quei 2-3 gradi per una conservazione naturale. È un'ipotesi, attenzione. Ma veramente, io non lo dico perché voglio essere criptico, ma ci sono tantissimi elementi verso una direzione e tantissimi verso un'altra. Per cui non credo nemmeno che la professoressa Cattaneo possa avere delle certezze, perché certezze in questo tipo di eventi non se ne possono avere. Loro certamente dovranno concludere, però non potranno discostarsi nemmeno troppo da quelle che sono le conclusioni del primo medico legale. Lì il corpo era ancora integro, noi poi abbiamo trovato un corpo che era oltremodo trasformato.
La persona a bordo dello scooter, quella di cui tutti adesso parlano, l'ho identificata io a maggio, l'ho detto a Silvia, ma Silvia mi ha detto che suo genero la conosceva e che era una persona affidabile. Questa persona è stata vista più volte girare attorno a Liliana quella mattina. Non mi ricordo, io vado su e giù, abito qua, come vuole che non possa essere stato a passare per di là? È normale che vado su e giù, abito qua. Ora mi va a chiedere se io mi ricordo, ma non mi ricordo neanche chi ho visto oggi. Io devo ricordarmi 100 anni fa, ma che mi chiami la questura? Mi sembra che ci sia la via è tutta un'altra cosa. La settimana scorsa però una persona mi ha chiesto i dati di riferimento dello scooterista ed è andata a parlare con lui. E lui ha detto che già prima di Liliana aveva fatto diversi transiti in quella zona perché quella mattina, guarda caso, cercava una persona. Quindi girava su e giù perché cercava una persona. Tuttavia si sono fatte le solite domande allo scooterista, ma non quella che era davvero da fare. Se lui conoscesse o meno quella donna che ha posseduto lo scooter e che è residente al 36 di via Donadoni, esattamente lo stesso civico dove Sebastiano ha il negozio di coltelli. Le minacce sono venute dopo la morte di Lili. Prima la cosa più interessante era l'ultima volta che Lili è venuta nella mia struttura, l'ultima settimana in ottobre 2021, poche settimane prima prima di scomparire. Signor Sebastiano e Liliana hanno avuto una discussione durante la notte. Il mattino la discussione è stata talmente forte in cui io non li ho salutati. Non li ho salutati perché sono scesa giù, ho aperto la porta. Sebastiano urlava tantissimo che si sentiva in strada, io ho richiuso la porta e sono andata sopra. Però poi tu non sei andata dagli inquirenti subito a raccontare questi fatti. Tuttavia io posso testimoniare che Silvia per mesi mi disse c'è una persona che sa, ma ha paura, stiamo cercando di convincerla a parlare. E poi parlò. Bravo, bravo. Io non sono andata subito in questura per i miei problemi familiari, perché i miei figli non volevano, perché noi abbiamo anche l'attività ed era una situazione veramente molto molto delicata. Comunque parliamo di una donna scomparsa. Prima di andare a fare la mia deposizione, io prima ho voluto affrontare il signor Sebastiano, a chiedergli tutte le spiegazioni, tutte le cose che non mi tornavano. Dopo mesi che Sebastiano veniva a casa nostra, nella nostra struttura, è venuto un paio di volte. Lui ha raccontato sempre solo le cose di se stesso, non si ricordava mai di chiedere niente di Lili, in cui io fino a un giorno veramente non ce la facevo più sopportarlo. Erano tutti i miei familiari seduti a tavola, io mi sono rivolta a Sebastiano e gli ho detto: Sebastiano, io non riesco a ricordare il giorno 18 di dicembre, io ti chiamo per chiedere sulla Lili, parliamo di Lili quando è scomparsa, si sapeva che Lili non si sarebbe più ritrovata viva. Lui comincia con tutta la calma di questo mondo, mi dice: ma no, sai, noi siamo una coppia aperta, lei durante la settimana ha la sua vita, io la mia, sabato e domenica siamo assieme, in cui io gli dico: ma hai fatto qualcosa, hai cercato, l'hai chiamata? No, non l'ho chiamata perché non volevo disturbarla, questo mi dice signor Sebastiano. Poi continuiamo a parlare, io gli dico: ma non è che è stata aggredita magari per prenderle oro, eccetera? Lui mi dice di no, che lui ha controllato che non manca niente al di fuori dell'orologio rosa. E lì si sofferma su questo orologio dicendomi che gliel'ha preso pochi mesi prima. Mi minaccia in giugno 2023. Due parole. 23 In 23 quella discussione in cui io ho o affrontato... 22? Scusi, 22. Vedi, c'è un po' di scusa. confusione, guarda. Quando l'albergatrice racconta delle minacce ricevute da Sebastiano, dice che sono avvenute nel giugno 23. Sebastiano interviene e scuotendo la testa chiede giugno 23 o 22, con il chiaro scopo di smentire l'affermazione di Jasmine. Però in questo modo dimostra due cose. 1. Che le minacce sono avvenute perché non le smentisce ma corregge solo la data. 2. Quando vuole ricorda, ebbene, anche cose avvenute oltre 2 anni fa. Sebastiano, in quella volta della minaccia, mi ha detto, quando siamo usciti fuori, io gli ho detto: tu non sai quello che ci siamo dette io e Lili. Lui, da molto arrabbiato, ha cominciato a camminare avanti e indietro. Prima mi ha detto che il suo avvocato gli aveva consigliato di fare le denunce querele contro quelli che in qualche maniera vogliono farlo sentire colpevole, eccetera. E lui mi ha detto, testuali parole, che lui non va a fare nessuna querela, che la gente non sa con chi ha a che fare e che lui, mostrando con dito, la gente deve stare attenta a quello che dice, che deve avere paura di me. E devono avere paura per sé e per i suoi familiari. Cosa prende lei questo quando uno le dice così con dito? Che uno prima di parlare... Sebastiano non mi ha detto
vengo e ti faccio del male. Però con poche parole lui mi ha fatto capire, la gente prima di parlare deve stare attenta. Io avevo Sebastiano, timore, è i vero, miei devi- familiari avevano timore, non volevano che venissi. Guarda, io non mi sarei mai permesso di dire certe cose. È Mi una guardi sua in faccia, Sebastiano, interpretazione. mentre parli. È una sua interpretazione. Capisci? Se vuoi possiamo Mi guardi in parlare faccia. di questo. Sì. Se Ripeti le stesse se vuoi cose possiamo qua in presenza parlare di tutti di che quel non mi hai detto traino. queste Dai, parole? vuoi che parliamo di quel traino della macchina? Quindi queste minacce ci sono? No, ma in ogni caso, prima dicevi che non c'erano messaggi con Sterpin, poi sono usciti e hai detto che non contano. Poi non c'era nessuno che poteva testimoniare le tue liti, esce Jasmine e dici che non conta. Non ci sono, guarda, credimi. Tu mi trovi una persona, guarda, io prego qualsiasi persona che sta guardando adesso che mi dica Sebastiano mi ha minacciato. Io non ho mai minacciato. Scusa, Però nessuno, l'appuntamento di venire a soccorrerti. Nessuno. Sebastiano, mi hai dato l'appuntamento di venire a soccorrerti sotto un piazzale, sotto la ferrovia, dicendomi che avevi la macchina in pane, hai insistito con Io varie posso telefonate. dimostrare tutto questo. Posso finire? Posso dimostrarlo. Posso finire, Posso Sebastiano? dimostrare. Mi hai insistito Certo che io questo. venissi, io Ma ti ho certo. detto no, che non ho traino, ho cominciato tu hai a tirare mandato fuori. un signore. Tu hai mandato Posso un finire? signore. Posso finire? Avevo preso paura di andare in quel posto dove lui mi ha dato, perché era comunque un posto isolato. Non me la sono sentita, ho chiamato L'autotrasportatore. senza dire niente, ho detto vai a soccorrere un mio amico, l'ho presentato come amico. Non l'ho detto Sebastiano, Vicentino, quanto altro chi è. Ho detto un mio amico è rimasto in pani. Questo ragazzo va a Intervistato soccorrerlo, tempo fa. però quando è andato lui non aveva bisogno di aiuto. Lui dopo cosa ha fatto? Si è presentato nella mia struttura molto arrabbiato, ha cominciato a dirmi vedi che hai gancio di traino, perché mi hai detto di no? Perché non hai voluto? Con un modo molto aggressivo. Io non so che cosa è capace questa persona, però io ho visto, voi vedete Criminale, Sebastiano... sono un criminale. No, non volevo dire questo, Mamma Sebastiano. mia, cioè, No, io non sono mia. qua per incolparti di niente. Io non allora ho detto basta, che tu... cosa vuoi? Sebastiano, Stai raccontando un sacco di No, di io non storie, ho detto che dai, tu per hai favore. fatto del male Io a tua posso moglie. dimostrare Io posso dire quel che non hai fatto problema niente che per avevo io cercarla. sulla macchina, perché Sebastiano, sono andato da lei. Siamo qua di accusare Sebastiano di niente. Io semplicemente avendo conosciuto la coppia, io ho sentito parlare di una Lily esaurita che si sarebbe suicidata. Io, da quello che ho conosciuto Lily, dal primo momento sono stata sicura che Lily non si sarebbe suicidata. Quello che io ho rimproverato Sebastiano, perché il primo giorno, parliamo di 3 giorni dopo la scomparsa di Lily, lui non voleva chiamare chi l'ha visto. Mi ha detto che non voleva assolutamente dell'incidente, che lui mi dice che è stato un incidente. Lì è stato il problema tra me e Sebastiano. Vabbè, adesso siete qua a 4 di dicembre. Allora. Lui quando è uscito fuori del bagno ed era venuto subito, non dico che era l'aggressivo come era poi successo, diciamo, quando le ha lanciato lo zaino, però era subito, si è messo così, cosa state parlando di me? Era arrabbiato, diciamo. Comunque, alla ma fine... non... E lei sì, si è subito, diciamo, Benissimo. dicendo che parlavamo di un'altra cosa, perché ovviamente non poteva fargli capire. Benissimo, Per me la sapevo. cosa più strana che è stata, perché io ho conosciuto un Sebastiano tranquillo, perché da anni che venivano da me, quindi non è stata la prima volta. Signora, Perché il uomo mese dalla di doppia ottobre faccia. lì è stata una litigata che Assolutamente sicuramente no. si sentiva Guarda, pieno in chi mi strada. conosce- E forse in quella volta lì Lily aveva bisogno anche di conosce- aiuto. Io non ci sono andata. Sebastiano, l'ultima volta che sei venuto con Lily, io vi ho salutati, vi ho visti nella mia struttura. Parliamo Quando... di 5 anni fa. Non parliamo di 4 anni 5 fa. anni, no, parliamo di 3 anni fa, in No, ottobre. 3 anni L'ultima fa è scomparsa. No, prima di scomparire. beh, L'ultimo qualche mese viaggio che hai prima. fatto con Lily a casa nostra. Vi ho salutati? Dimmi, ultimo Mi viaggio ricordo. che... Siamo come venuti non da ti te ricordi? 100 volte, scusa. No, l'ultimo 100 viaggio, volte. l'ultima Ma cosa volta vuoi che che sono me lo venuto con Io Lily. sono tornato da te Hai altre mollato, 20 Sebastiano. volte. Non è solo Sterpin che esclude che il Visentin abbia mai avuto delle aggressioni fisiche nei confronti di Lily, ma lo stesso fratello. Però questo è un elemento, a mio avviso, assolutamente neutro, perché abbiamo tanti episodi di gente che non aveva mai sfiorato la moglie e poi è successo il finimondo. Questo non significa che lui l'abbia fatto, significa che è una valutazione neutra, assolutamente neutra. Invece è molto importante, a mio avviso,
quel discorso sulle telecamere, perché è uno dei punti che è stato accolto dal GIP sulla nostra opposizione, perché le telecamere della scuola di polizia per espressa annotazione degli inquirenti hanno uno scarto, dicono loro, di 5 minuti in più, quindi 8,43, perché questo fa sì che si allinei con questa donna che passa sulle strisce. Però io ricordo bene, sicuramente Sergio, ma mi sembra anche il Visentin, dicono che la donna che passa sulle strisce di Piazzale Gioberti loro non la riconoscono in Liliana, Piazzale Gioberti. È vero. Perché è importante? È importante perché noi dobbiamo fare un calcolo se Lilli, stando a quello che dice Claudio Sterpin, realmente doveva arrivare alla Guinde a piedi, Lilli era una camminatrice, noi dobbiamo calcolare gli orari che Lilli avrebbe impiegato da quelle cassonetti. L'avete fatto? Noi l'abbiamo fatto e secondo noi intorno alle 9 Lilli poteva essere alla Guinde di via Battisti. Ma non c'è mai andata, però. Che apriva alle 9:30. Attenzione, poteva essere perché nessuno l'ha visto. Guarda, c'è un dato, io ve lo consegno, una riflessione importante a mio avviso. Allora, Lilli parte da casa, Sebastiano è qua, quanto ci vuole da arrivare da casa verso Piazzale Gioberti? Cos'è, 1 chilometro? 1 chilometro? No, Lilli no. viene... Meno? Meno, sì. Pochi minuti e arriva a Piazzale Gioberti. Lilli viene ripresa dalle telecamere della polizia, viene ripresa in via San Cilino, la vede la fruttivendola, Piazzale Gioberti la riprendono. Poi Lilli dovrebbe arrivare alla Guinde, o comunque al Boschetto, passa attraverso farmacie, c'è la chiesa, c'era il suo medico, passa una caserma dei carabinieri, fa tutta una strada, è come se avesse messo le ali e non la vede più nessuno neanche dopo. Quando il caso ha avuto questo risalto mediatico, nessuno è arrivato mai, tipo la fruttivendola, a dire abbiamo visto Lilli, forse l'abbiamo vista, una telecamera privata. Come mai in un tratto breve la riprendono tutte quelle telecamere, la vede pure una testimone, la fruttivendola, a partire dalle 8:50, da Piazzale Gioberti fino ad arrivare al Boschetto, o comunque alla Guind, più o meno quella è la strada, nessuno vede Lilli. I sacchetti della spazzatura Liliana se li è messi da sola? Impossibile. Questo non sarò io a dirlo, saranno Lo gli sa la esperti. procura. Non posso immaginare una cosa di questo. Allora, gli stessi medici legali della Procura hanno detto nella loro consulenza che si tratta di una modalità suicidaria assolutamente infrequente. Il nostro medico legale Fineschi nella sua prima relazione dice che addirittura raro a tossicologia negativa. Liliana non aveva assunto sostanze psicotrope, stupefacenti, calmanti, ma non solo, sono anche tutti gli elementi di quella scena che ce lo dicono, questi sacchi neri, perché il sacco nero sulla testa potrebbe anche avere una funzione, ma il sacco nero infilato alle gambe nell'economia di un suicidio non ha nessuna funzione, assolutamente. Ma poi anche il tappeto vegetale sotto Liliana, che è assolutamente intatto, quindi mal si attaglia con una morte asfittica che comunque prevede degli spasmi, dei movimenti involontari, bruschi. Anche la posizione in cui è stata rinvenuta, che è una posizione appunto che i medici legali della Procura definiscono simil dormiente, simil fetale, anche questo mal si attaglia con una morte asfittica, che avrebbe previsto comunque di rinvenire un corpo in maniera scomposta, è un artefatto. Volevo dire che obiettivamente sono state trovate altre lesioni, quindi qualcosa di nuovo è stato dimostrato. Volevo dire che però le condizioni che meritavano e che consentivano alcune conclusioni sono quelle della prima autopsia, perché la seconda di fatto è stata limitata da una trasformazione del corpo di Liliana assurda, veramente terribile. Quindi quello che ci aspettavamo di poter fare nella seconda autopsia è stato limitato dalle cattivissime condizioni. Ci sono molti indizi, però penso che voi mirate al fatto che tutto ciò non possa essere tradotto in un processo. Io ho timore di questo, ho timore di questo, intanto che non credo assolutamente che sarà possibile, se dovesse trattarsi di omicidio, o meglio, se la procura concluderà per omicidio, che si possa consentire di individuare l'autore. Non abbiamo tracce di riferimento. Sì, è vero, c'è una traccia sul cordino, ma una traccia che consentirà forse un confronto, ma non permetterà, credo, di arrivare a materialmente chi, se si tratta di omicidio, ha eseguito quel tipo di evento. Abbiamo un corpo, anche se, dice bene il generale,
purtroppo per una serie di eventi si è lavorato male su quel corpo, la conservazione e tutto, però ricordiamoci che noi siamo riusciti a far condannare, perché c'erano gli elementi, persone che sono state condannate senza ritrovare un corpo. Abbiamo lavorato senza un corpo, qua c'è qualcosa, c'è qualcosa di compromesso, però è mancato un approccio, a mio sommesso avviso, che è la prova critica, la prova logica ad oggi. Una valutazione globale di tutto il materiale non è stato fatto, perché c'è stato il primo approccio, quello di dare in appalto alla medicina legale la verità. La medicina legale, quando, come giustamente dice il generale, i dati sono compromessi, i miracoli non li fa nessuno, e quindi la medicina legale, se non viene confrontata con il fatto, spesso è aria fritta. Quindi dobbiamo, se dovesse essere confermata quell'ipotesi che noi riteniamo possibile, un'aggressione nei confronti di Lilli, rimettere di nuovo e ricominciare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.